Con la riconversione in bosco di 20 ettari di terreno danneggiato da un intenso uso agricolo, il comune di Rivignano si è aggiudicato la prima edizione del premio Albanella d'Oro. Come è nato il premio Albanella d'Oro ed è una particolarità del WWF del Friuli Venezia Giulia? Esattamente, l'abbiamo istituito quest'anno per la prima volta per mettere in risalto azioni positive per la tutela della biodiversità, quindi non semplicemente ambiente di cui l'uomo è il principale fruitore, ma proprio la natura, e quindi abbiamo deciso di premiare il comune di Rivignano per essere intervenuto con un rimboschimento di ben 20 ettari di superfici agricole che adesso diventeranno un bosco planiziale a ontano nero, ma con anche querce, frassini e altre specie. Mentre decidevate a chi assegnare il riconoscimento, ci sono altri esempi virtuosi qua in Regione? Ma per fortuna sì, però essendo pochi abbiamo deciso di aspettare il prossimo anno per premiarli, quindi avremo tantissimi esempi piuttosto per fare il premio Attila, a partire da vari interventi di cementificazione della costa, tante cose che qualcuno si sarebbe lamentato di non essere stato preso in considerazione. Come è nato questo progetto per la creazione di un bosco? Non imponendo vincoli a proprietari e coltivatori, ma rappresentando un'opportunità di un'agricoltura diversa per gli agricoltori interessati da queste zone stupende, e proprio con questo spirito, quindi di coinvolgimento di tutti gli operatori interessati, è nato questo progetto di rinaturazione che prevede la restituzione all'ambiente di oltre 30 ettari di terreno che era stato mal utilizzato dall'uomo in passato e che ora viene restituito alla natura, attraversato da piste ciclabili e pedonali. Il fatto che l'ANCI abbia collaborato assieme al WWF a questo progetto significa che le indicazioni ai comuni sono quelle di avere, diciamo, una politica ambientale? Diciamo che i comuni del Friuli Venezia Giulia sono degli interpreti del territorio, noi diciamo degli ottimi interpreti del territorio, e hanno il dovere di coniugare da un lato lo sviluppo, ma dall'altro anche il dovere in qualche modo di preservare e valorizzare le risorse naturali che sono un patrimonio del presente e del futuro.